Io sono Jacopo Capuzzo, sono il presidente dell'Oasi WWF delle Dune degli Alberoni qui al Lido. Noi ci occupiamo da tempo, ormai dal 2009 in maniera stabile, di recuperare, far curare le tartarughe marine che si spiaggiano qui sul nostro litorale, non solo veneziano ma anche su tutto il litorale veneto. Infatti è attivo dal 2011 in maniera formale un coordinamento che è stato stipulato con un protocollo d'intesa per il recupero e la conservazione delle tartarughe su tutto il litorale veneto, quindi da Caorle fino alle foci del Po. Le tartarughe che noi riceviamo, recuperiamo, sono molte, parecchie durante tutta la stagione, soprattutto nella stagione estiva ma anche nella stagione invernale. Noi siamo contenti quando riusciamo appunto a curare e a poterle rimettere in natura in modo che possano ritornare nel loro ambiente, lì da dove sono venute, e far sì che anche queste liberazioni vengano seguite dal maggior numero di persone, come le scuole, i bambini, che possano apprendere delle nuove nozioni e avvicinarsi al mondo naturale verso un qualcosa che normalmente non si può vedere.